Buongiorno a tutti ragazzi, domani a Santo Stefano ragazzi ci sarà l'eclissi solare anulare, però diciamo che non sarà visibile in tutto il mondo, quindi non sarà visibile neanche in Italia. In effetti domani diciamo durerà 4 minuti quando sarà le 4:43 dell'alba di Santo Stefano, quindi di domani mattina. Quindi diciamo che nei cieli si verificherà un'eclissi solare completa, ma anulare. A dire tutto ciò, ragazzi, è la NASA che nel suo calendario l'ha scritto proprio Solar Eclipse 2011-2020. Quindi diciamo che questa del 26 dicembre sarà la terzultima evento, diciamo, astronomico del periodo. Quindi diciamo che durerà più o meno 3 minuti e 40 secondi. Quindi diciamo che in effetti la Luna sarà molto lontana dal Sole e quindi coprirà il 97% del Sole. Quindi si avrà questo eclissi solare anulare. In effetti la Luna sarà molto lontana, quindi coprirà interamente il Sole, quindi non sarà visibile in Italia, quindi perché sorge, diciamo, il Sole sorge più tardi e quindi sarà visibile in paesi come l'Australia, l'Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Oman, India, Singapore e Filippine. In questi luoghi sarà visibile domani mattina alle 4:43 minuti, ragazzi, quindi poi durerà solamente più o meno 3 minuti. Grazie Giulio, pure a te. 3 minuti e 40, quindi durerà pochissimo. In effetti, questa eclissi lunare significa che la Luna è nel punto più lontano dalla sua orbita e il cono d'ombra che genera non arriva fino alla superficie terrestre. Ciao Astro, buongiorno. Quindi diciamo che i migliori luoghi di osservazione, ragazzi, purtroppo saranno, diciamo, come ho detto io, Arabia Saudita, Australia. Sì, grazie pure a te, tutti quanti. Buon Natale a tutti, ragazzi. Quindi, ragazzi, se vogliamo vedere queste eclissi solari anulari, dobbiamo andare per forza, non dico in Australia, però in Arabia Saudita, Emirati, Oman. Ciao Andrea, pure a te, quindi Singapore o Filippine, se no non la possiamo vedere perché qui il sole sorge molto più tardi, quindi questo è il motivo, diciamo, della cosa. La luna sarà, sarà, diciamo, nel punto più lontano della sua orbita, quindi coprirà il 97% del sole, quindi diciamo che durerà massimo non meno di 4 minuti, quindi, e non sarà visibile in Italia, quindi mi dispiace per noi, ma non potremo vedere questa eclissi, diciamo, solare anulare, quindi diciamo che non ci sarà. In effetti la prossima è il 14 dicembre 2020, quindi non dobbiamo aspettare un altro anno più o meno. Quindi diciamo sarà visibile in quei paesi che vi ho detto io. Quindi se volete andare, ragazzi, dovete andare non dico in Australia perché no, non ci sta Alessandro. Non dico in Australia, però potremmo andare in Arabia Saudita, è più vicina. Sì, dura poco, in effetti, 3 minuti e 40 a finale, quindi non durerà moltissimo. Quindi non vale neanche la pena andare un attimo, dura 3 minuti e 40, però chi è appassionato sicuramente già avrà fatto il volo per andare lì, quindi quelli lì che sono fissati per queste cose già saranno lì, già con i binocoli, i telescopi e tutto il resto a fotografare questo fenomeno, perché già sono partiti un sacco di persone per vedere questo fenomeno. Quindi anche la NASA l'ha confermato, quindi forse faranno una diretta, se saprò qualche cosa la metterò in effetti, quindi può darsi che faranno una diretta, diciamo, di questa eclissi solare anulare, quindi in caso di qualche cosa che riesco a sapere qualche cosa, metto il link qui sotto, così scrivo diretta. Ciao Gabriele, pure a te, sì, sì, saluti a tutti ragazzi. Quindi se riuscirò a trovare qualche link che dice eclissi solare in diretta,
ripeto, lo metto sotto a questo video così poi vi dovete svegliare un po' presto e andare a guardarla domani mattina alle 4:43. Quindi vi dovete alzare un pochino presto. Quindi se riesco a trovare un link che... Sì, sì, Alessandro, pure qui ragazzi, qua è una bellissima giornata di sole, davvero si sta benissimo proprio, vi faccio vedere. Oggi qua è una giornata proprio, non dico spettacolare, a parte me, vi faccio vedere dall'altra parte. Ecco qua ragazzi, proprio di sole. No, guarda qui Alessandro, qui è tutto bello pulito pulito. Giornata di sole, non c'è una sola nuvola. Il tempo me inciazzi. Diciamo che qua a Salerno oggi è una giornata come Dio comanda, proprio bellissima. Sì, sì, Alessandro. Quindi come potete vedere ragazzi, il tempo è perfetto proprio. Quindi mo fra poco andrò da mamma, mi vado a finire di scassare ragazzi, quindi è quasi orario. Quindi tra poco andrò da mammina e vado a finire quello che ho incominciato ieri sera, quindi ritorneremo a romperci e facciamo anche questo 25. Quindi ci mancano pochi minuti e mi imbarco. Vedete, una giornata davvero bellissima. Fa pure caldo ragazzi, oggi ci sta. Io devo ancora mangiare, pure io adesso vado, adesso io vado da mamma, vado. Quindi... Sì, sì, grazie, sì, sì, proprio un bel tempo. Guarda qua, oh. Non dico estate, ma primavera mi pare oggi. Però, dopo tutta quell'acqua che ha fatto ci voleva, dai. Vabbè ragazzi, sì, sì, vi saluto ragazzi, ci sentiamo dopo. Adesso vado da mammina a mangiare, quindi ci sentiamo. Oggi la connessione non va tanto bene, però ci sentiamo più tardi ragazzi, quindi buon appetito a tutti. Ciao ragazzi.